Grande la confusione su questo tema, ormai da qualche anno le province vivono in questo limbo dove il cittadino non è in grado di capire qual è il loro ruolo. Noi vorremmo attraverso le province riordinare anche le funzioni che oggi sono in capo a delle aggregazioni di comuni su ambiti che sono subprovinciali che invece potrebbero essere già anche governati a livello provinciale. Quindi questa è una legge in applicazione alla legge del Rio che ci impone un'approvazione entro fine ottobre, ma questo non significa che immediatamente dopo andremo a prendere in mano queste situazioni che sono di grande importanza soprattutto per la qualità dei servizi che dobbiamo offrire al cittadino. Ci siamo astenuti perché è certamente importante mettere in sicurezza il personale e le professionalità, ma non basta, bisogna fare di più, bisogna anche semplificare la giungla di assemblee di sindaci che si ritrovano una volta per l'acqua, un'altra per i rifiuti, un'altra per i trasporti. Quindi vorremmo cogliere questa occasione per fare un salto in avanti, ecco, non mantenere tutte le cose come stanno. E questo abbiamo tentato questa mattina in commissione e ci riproveremo martedì prossimo in aula. Noi vogliamo una reale e totale abolizione delle province che oggi sono diventate la mangiatoia dei politici che non possono nemmeno più essere eletti dai cittadini. Quindi con un progetto di legge a prima firma Crimi in Senato noi chiediamo la totale e reale abolizione delle province.